Associazione Culturale Concordia Launeddas, potete rimanere anche sul palco perché la presidente della banda musicale di Muravera vuole omaggiarvi di questo ricordo. Gianfranco, Ignazio, vieni vicino a me Ignazio, vieni. C'è anche il presidente Gigi Lallai. Sabrina, a te il piacere di consegnarla a uno di loro, intanto non si offendono, vai tranquilla. A Gigi che è il presidente, prima edizione di questo festival, sono de Berano in Sardegna, quindi il piacere di essere qua e raccontare ancora una volta la storia di questa associazione. Grazie davvero, grazie anche a te Sabrina, ci vediamo tra poco, noi allestiamo ancora una volta il palco perché siamo pronti per ospitare un'altra formazione, ancora energia, ancora davvero bellezza nel passaggio musicale. Loro arrivano dal cuore del Sarcidano, dovete sapere che tutto è pronto a Nurri per accogliere le reliquie, in questo caso di Santa Rosa. Loro ancora una volta saranno protagonisti, così come sono protagonisti degli eventi che riguardano appunto non solo Nurri, ma tutto il Sarcidano, una formazione che ritrova la forza nel tempo, il 1930, la data di costituzione, e poi sono tanti passaggi che appunto riguardano loro, che li vedono protagonisti. Sto parlando della banda musicale di Nurri, Cossu, Brunetti, un percorso che li ha visti anche protagonisti in Rai con un documentario che è stato girato e racconta le immagini più belle dell'Italia, che appunto attraverso le bande racconta e parla di musica, parla di loro e quindi dà spazio a quello che è un paese della nostra Sardegna. L'applauso per loro, quindi Nurri protagonista in questo momento. Carlo Marcialis è il direttore della formazione, ieri li abbiamo ascoltati in un percorso musicale dinamico e vario che ha davvero tenuto tutti con il fiato sospeso. Adesso attraverso Carlo andremo a scoprire quale sarà il repertorio scelto anche per questa occasione. Noi siamo sempre in diretta su Sardegna Live, in diretta da Muravera, le bellezze di un territorio ma soprattutto la bellezza di un evento che apre la stagione idealmente delle feste. In questo mese di marzo, con aspettare il fiorire della primavera, nascono anche i colori della musica. Carlo, vedo che sei arrivato qua sul palco, quindi raggiungimi un secondo perché attraverso le tue parole non solo vorrei sentire come sono andati questi 2 giorni, ma vorrei sapere anche quali sono i brani che avete scelto per noi. Siamo prima di tutto strafelicissimi dell'invito che abbiamo ricevuto dagli amici di Muravera e li vorremmo omaggiare con 2 brani, un brano originale per banda di Jacopo Dean e un brano invece che è stato scritto a Nurri da un vecchio maestro del 1930 che si chiama Isla Uneddas, che è un brano ormai eseguito da tutte le bande della Sardegna, e oggi ci avremo della tua collaborazione nell'esecuzione di questo brano. Quindi tra poco con Gianfranco Meloni ritroveremo la Uneddas e banda insieme. Che dire, ancora spazio quindi alla musica, manca solo il vostro applauso e Nurri ancora una volta sarà protagonista.
Banda musicale Cossu Brunetti, Gianfranco Meloni alle Launeddas, l'applauso per il maestro Carlo Marcialis. Grazie davvero a voi per la presenza, per la partecipazione e soprattutto per lo spirito. Non so se vedete che ci sono tantissimi giovani all'interno di questa formazione, il più piccolo ha solo 11 anni e penso che la cosa più bella sia davvero crescere con la musica nel cuore, con un sentimento comune che aiuta a diventare grandi con quella saggezza e con quell'esperienza che solo la musica riesce a dare. Quindi davvero complimenti a tutti voi per aver trasferito lo spirito in questi giovani. Carlo, vieni vicino a me perché ovviamente c'è un piccolo omaggio da parte dell'Associazione Musicale Giuseppe Verdi di Muravere, in questo caso è l'assessore Matteo Plaisant a consegnarvi l'omaggio, una stretta di mano e ovviamente un saluto che manda in archivio questa edizione. L'applauso ancora per Nurri, grazie ancora una volta a voi. Abbiamo parlato della Sagra degli Agrumi, questa 51esima edizione di un evento che davvero dà la possibilità in tutto il territorio di iniziare nel modo migliore le feste di Sardegna. Un'isola che si racconta attraverso i suoi abiti tradizionali più belli, attraverso le sue espressioni provenienti da ogni parte dell'isola di Sardegna, attraverso i suoi suoni, attraverso i suoi balli, attraverso i suoi canti. Io vorrei vicino a me un amico di questa comunità, un amico di questa manifestazione, quindi con un applauso vorrei accogliere sul palco ancora una volta Giuliano Marongiu. Ben trovato Giuliano, grazie per questa domenica che hai deciso di trascorrere insieme a noi. Ho parlato di un grande evento che di anno in anno dà la possibilità di ritrovare ancora più forza, ancora più respiro. Ricordo che solo un anno fa questa piazza era strapiena, i colori degli abiti tradizionali danzavano su questo palco e c'era davvero la possibilità e la bellezza della condivisione in piazza, quindi speriamo che si ripeta ancora una volta questa magia. Questa magia si ripeterà anche perché si sente l'umore già da questa circostanza alla quale ci avviciniamo con rispetto e con l'auspicio che sia la prima di tante edizioni. E poi c'è una partecipazione attenta di persone che non sono qua per caso, ma che hanno scelto di esserci per onorare quella che è la storia di questa comunità, perché la banda qua, questi suoni hanno avuto modo di essere presenza ovviamente negli anni e nel tempo. E come diceva prima Matteo, il coraggio di questa associazione di aver voluto ricominciare, riprendere da qui un discorso mai interrotto, ma che necessitava di avere una nuova primavera, come recita il titolo di questo evento, perché la primavera fiorisce nei colori e nei profumi, ma anche attraverso le note e la musica. E quindi noi ci auguriamo che con la stagione che si apre attraverso questa iniziativa, la Sagra degli Agrumi in particolare, che è la festa che apre tutte le feste, Muravera e la Sardegna intera possano avere ancora l'occasione di ritrovarsi, perché poi alla fine il segreto di queste iniziative è stare insieme, condividere la bellezza dell'incontro, gioire di ciò che queste manifestazioni ci offrono. Quindi fatevi un applauso e buona festa e buona vita a tutti. Grazie Giuliano, ti posso chiedere per un favore? Il favore è questo, se ci aiuti o se mi aiuti a presentare i prossimi ospiti, che in questo caso ritrova me con Peppino. Voglio solo darti un input per la presentazione, un piccolo suggerimento. Ci sono 35 concerti da qui a maggio che avremo la possibilità di fare nei teatri più belli della Germania. Sarà davvero un percorso del tutto particolare, l'uscita di un lavoro discografico. Ti lascio il microfono e grazie per questo favore. Applauso a Giuliano Marongiu. Cioè, capite che mi fanno lavorare senza cachet, questa cosa ne approfittano, va bene, scherzo. È un piacere anche perché loro sono due amici con i quali condivido anche parti di vita e non solo di palcoscenico. È vero, 35 concerti che li vedranno protagonisti lontano da qui, ma sarà un'occasione per portare la nostra musica, la nostra sensibilità altrove, aprire le porte ancora una volta di un ascolto che avrà anche con questo documento finalmente discografico che è pronto
e che annunciamo per la prima volta stasera, e non a caso abbiamo deciso che fosse Muravera ad avere la titolarità di questo annuncio. E quindi Roberto Tangianu è qui, non ha bisogno di presentazioni, stasera è più nelle vesti di conduttore che di musicista, ma ogni tanto si riappropria della sua arte e merita il nostro applauso. E il suo compagno di viaggio, che è anche mio e di tanti, ovviamente con quell'organetto riesce sempre appunto a far fiorire le primavere della musica. E quindi un applauso per Peppino Bande. Sapete come si intitola questo lavoro discografico e il progetto che li riunisce? Paesaggi sonori, perché noi abbiamo la presunzione di pensare che quando ci sono artisti di questo livello, che si incontrano e mettono insieme la loro esperienza, la musica possa anche restituirci delle immagini. Ed è quella la cosa bellissima. Poteva intitolarsi questo lavoro anche Paesaggi interiori, ma ci saremmo spinti troppo oltre. Allora pensiamo che la musica a volte possa vivere anche della bellezza delle immagini attraverso la fantasia e l'arte di Roberto Tangianu e Peppino Bande. Buon proseguimento.
Applauso per Peppino Bande, protagonista di questo evento. Io chiamo Fabio e Matteo, assessori della comunità di Muravera, perché Peppino, anche per te devi sapere che c'è un piccolo ricordo di questo evento. Con Matteo e con Fabio vi conoscete bene, in questo caso il piacere di una condivisione, perché condividere la musica poi ovviamente riguarda anche il condividere poi un'amicizia, quindi una stretta di mano ma anche uno scambio di parole. Eh sì, perché non è solo per Peppino, è Roberto Tangianu e Peppino Bande, quindi è anche per te. Ti ringraziamo per quest'altra tua dimostrazione di professionalità che hai avuto questo fine settimana. Grazie mille Roberto e grazie Peppino. Poi insieme a Fabio un ultimo grande ringraziamento dobbiamo fare a nome dell'amministrazione comunale, perché tutti questi eventi, è vero, prima ho ringraziato in particolar modo la banda, però io faccio l'assessore al turismo e assessore ai grandi eventi anche perché sono supportato da un'altra grandissima associazione che è la Proloco di Muravera, che grazie a loro tutti questi eventi riusciamo a portarli e a realizzarli. Quindi un grazie particolare al direttivo e ai vari soci che vedo da ieri sono nella casetta a distribuire dolcetti e comunque a dare una grandissima mano d'aiuto, quindi vi chiedo veramente un grande applauso per la nostra Proloco. Poi posso fare il presentatore? Quindi Fabio ha un'altra targa in mano, tra l'altro questa è per Peppino, se no la porto via. Fabio ha un'altra targa in mano che è da consegnare a Sardegna Live. Quindi non so se Cristina che è in regia può uscire, non lo so, se no la diamo sempre a te Roberto. Va bene, ok, dai, quindi un altro grande applauso a Sardegna Live. Grazie davvero Matteo per queste parole, grazie Fabio, la presidente della Proloco di Muravera. Questa mattina mi diceva con tanto entusiasmo e con tanta gioia che era felice di vedere e ritrovare una forza di questo tipo attraverso la banda musicale di Muravera, una forza che unisce le associazioni del territorio e che ovviamente ci dà la possibilità di tessere quelli che sono i colori più belli appunto di un centro dell'isola che fa parlare di sé non solo per il turismo e per le sue bellezze naturalistiche. Noi siamo giunti quasi alla fine del nostro incontro, ma adesso ci sono i protagonisti, i padroni di casa, chi ha organizzato questo evento, chi da mesi lo alimenta, chi da mesi lavora per far sì che questa prima edizione possa in qualche modo porre i pilastri per l'edizione successiva, quella del prossimo anno. E quindi l'applauso in questo caso per l'associazione musicale Giuseppe Verdi di Muravera. Il piacere di ritrovarli ancora una volta insieme, una giornata davvero ricca di suoni attraverso il maestro Roberto Orrù. Loro hanno regalato e dispensato note tutto il giorno. Ieri sono stati assolutamente protagonisti, assoluti protagonisti dell'incontro. Un percorso che viaggia attraverso i vari maestri. Uno degli ultimi è stato Gianni Aledda e ognuno di loro racconta davvero parte di una storia radicata, un sentimento comune. Saranno loro ad aprire la 51esima sagra degli agrumi. Roberto, non so se tu voglia fare un saluto e voglia ringraziare le persone che ancora una volta ci hanno dato la possibilità di vivere questo incontro attraverso i ritmi, attraverso le note, attraverso i suoni. È sempre bello ritrovarsi, come diceva Giuliano prima, per fare comunità e la musica in questo senso è sicuramente un collante adatto che ci dà appunto il motivo per vivere delle iniziative con lo spirito giusto. Io non so quali brani ci avete riservato e quali brani ci presenterete in chiusura di questo incontro, è la prima edizione del Festival Sonos de Verano in Sardegna. Abbiamo ascoltato le voci del coro Bachi Sulis di Arizzo, abbiamo sentito i Concordia alla Uneddas, Peppino Bande con il suo organetto. È stato davvero un passaggio che vuole porre in questo caso un nuovo inizio per questa associazione. Roberto, una parola, adesso ovviamente spetta a te. Io ho cercato di prendere i margini di un discorso, però attraverso un applauso che ovviamente voglio che venga rivolto a Roberto e quindi a tutta la banda il saluto di Muravera.
Poche parole. Un grande grazie a tutti quanti, davvero, di cuore. A tutti voi e a tutti loro. Grazie. Noi ci lasciamo con i loro suoni, quindi spazio ai brani. Grazie per averci seguito, grazie a chi ha collaborato per questa iniziativa, grazie ai comuni prima di tutto di Muravera che ha creduto fortemente nel progetto, Fondazione di Sardegna, i comuni di San Vito, di Villa Puzzu, di Scalaplano che hanno patrocinato l'evento. Grazie a tutte le persone che hanno partecipato e non si sono fatte mancare, davvero una manifestazione che in qualche modo ha prodotto anche qualche emozione. Ovviamente grazie a tutte le persone che ci hanno seguito su Sardegna Live. Associazione musicale Giuseppe Verdi di Muravera.